mostro sul piano economico. Allora, siamo ritornati in onda, abbiamo pochi minuti ancora a disposizione, avvocato. Sì, grazie. Io vorrei capire una Dopo le cosa. dopo. Anche l'imprenditore che molto gentilmente pone quesiti molto concreti, ma soprattutto a Marotta e al gentile interlocutore. Si dice, vabbè, a parte i 21 miliardi. Come a parte i 21 miliardi? Scusate. Vi sembra un argomento da poco? No, non è polemica. Che avevamo detto, né io né non mi fraintenda, non è polemica, me ne guardo. Ma dico, 21 miliardi di euro. Allora, in Europa, nel mondo occidentale, sappiate, Lombardia mi pare 60 miliardi, una cosa astronomica. Veneto 21 miliardi, non c'è un esempio uguale. Non c'è una sola regione in Francia, in Spagna, in Germania, che dia a uno Stato, federale o meno, quanto danno queste due regioni. La Baviera si lamenta dei 3 miliardi di euro annui che dà alla federazione. In più, come spiegava Bellati l'ultima volta, ha un vincolo di destinazione. Lo Stato bavarese può chiedere a Bonn e a Berlino e dire i soldi che ti ho dato io, scusa, dove li stai spendendo? E negli ospedali? No, per cortesia, spendili per la povera gente. E lo Stato centrale è obbligato a fare questo. Questa è democrazia. La nostra è una oclocrazia, è un nulla, è una dittatura, perché noi siamo degli schiavi fiscali costretti a dare soldi a palate, unico esempio nell'Occidente, impoverendo i nostri figli, le sue imprese. Non è un argomento sufficiente. Io vorrei chiedere a Marotta e all'interlocutore, sembra che noi dobbiamo rispondere all'indipendenza. Diteci voi, al contrario, ma che cosa state difendendo? Lei è un rappresentante del... No, ma io non difendo niente. Scusi, lei è un rappresentante... Sì, perché lei fa da diga e da trincea. No, non faccio nessuna diga. Aspetti, scusi, mi faccia finire. Lei è un rappresentante... lei non è un parlamentare. Sì, lei non è un parlamentare, no. Lei è un consigliere regionale di una regione che si chiama Veneto. Perfetto. Lei perché ci tiene a mantenere un sistema che vede sparire 21 miliardi di euro? Perché dice no, ma non è vero questo, io sono per l'autonomia, quando sa perfettamente che l'autonomia non esiste, non ce la daranno mai, non è in programma né di questo né di prossimi governi, che esiste un debito pubblico che all'Italia non consentirà mai di dare alcuna autonomia, che i soldi di cui parla lui non esistono perché quelli dei comuni se ne vanno tutti allo Stato. Ma perché ci prendete in giro in questo modo? Che cosa difendete? È un'ideologia? È l'idea risorgimentale di Garibaldi e Mazzini? Spiegato, ditelo a chi ascolta, dite io difendo Garibaldi e Mazzini e allora siamo d'accordo, almeno sappiamo cosa fate e sappiamo giudicarvi, bravi. No. Allora, intanto sulla questione dei 21 miliardi lo sta dicendo lei, io sono assolutamente d'accordo che c'è uno sproposito. Ma come? Qual è la sua soluzione? Lasciamola parlare, ma deve darmi la soluzione. La soluzione è che con un'autonomia o comunque con uno statuto speciale, Ma trovare è una formula, così, io voglio stare in Italia, non sta né in cielo né in terra l'indipendenza. Dica il perché, dica in televisione perché. Posso essere di mia idea ma dica il perché. in contrasto con lei? Sì, ma la spieghi. Non la capisco l'idea dell'indipendenza. L'ha detto. Ma la ringrazio. No, non la capisco perché voi credete di portare avanti un'idea, mi permetta. No, credete, la portiamo avanti. Sì, la portate avanti. No, credete perché credete che qualcuno vi aiuti e non vi stanno aiutando. Io a Morosi gliel'ho detto già più volte. Non è una posizione precostituita, io sono per l'Italia unita, punto perché? E a capo. Ma spieghi perché? Ci sono problemi, non ci sono problemi, non mi interessa, io sono per l'Italia unita. Ma perché? Intanto le potrei dire che si creerebbe un'enclave friulana rispetto al resto dell'Italia e questo solo per dire una stupidaggine. Così sappiamo che verrebbe fuori giudicare. dall'indipendenza veneta. Secondo, parliamoci chiaro, la legge è stata fatta ma non è applicabile, lo sapete per primi voi, lo sapete lo sa per primo Morosi. No, assolutamente, non attribuirmi cose di malafede. Mi si permetta, io sono venuto a Castelbrando a seguire il convegno e l'ho ritenuto a molto... metà, perché poi è andato via se non sbaglio. Sono stato fino al lancio, ho mangiato anche il pasticcio alla Veneta, non so se era alla Veneta, almeno era buono. Il clou l'ha fatto. Però ho fatto un salto sulla carega quando ha parlato il professore Catalano, il relatore Catalano, il giovane professore Catalano. Ha detto una cosa chiara, ha detto lo Stato catalano se vuole diventare indipendente deve negoziare con la Spagna, punto. E l'altra cosa che ha detto è il primo mercato economico della Catalogna è la Spagna. Non è la stessa cosa per il Non è la Veneto. stessa, vabbè, allora avete sempre ragione voi, però fate dire per dire che il mercato, l'economia non si regge solo sul mercato interno, ma si regge anche sull'estero, no? Mi scusi, lei è giusto. Perfetto. Se il primo mercato è la Spagna e la Spagna gli fa un'azione economica contraria di contrasto un domani, questi
questi fossero Quello che viene con la Russia adesso. questi fossero indipendenti, dove va a finire la Catalogna dal punto di vista economico? Primo. Secondo, la cosa più importante, io sono saltato sulla carega perché ha detto, un loro relatore ha detto, ragazzi, l'indipendenza, però dovremo trattare la negoziazione, deve essere fatta con la Spagna. Punto e a capo. L'ha detto un economista, Cioè, non un giurista, l'ha detto un economista. Ho capito, però attenzione, però è un relatore del convegno. Scusa, finisco dopo. Questo è il tema. Io ho trovato molto interessante il convegno. Il convegno è stato molto interessante e si può ragionare di questa cosa. Però pensare che da oggi al domani sia fattibile, allora perché noi siamo convinti, io e Marotta in questo caso, no, ma molti altri credo, che lo vedremo alle elezioni, scusami, io l'ho sempre detto, Indipendenza Veneta si presenta, prende il 60%, è il referendum che conta, che è trasversale, il referendum non conta, ci sono le elezioni regionali, perché sentiamo Tomasi, sei il presidente dell'ANCI, e lo sapete, scommetto un caffè, l'ho detto nel mio primo intervento, ci sono posizioni che giustificano sia sul piano giuridico o valorizzano, diciamo, la proposta di indipendenza o di autonomia e che invece giustificano l'altro, l'unità dello Stato e via dicendo, e il valore anche economico dell'unità dello Stato, questioni che si contrappongono. Sono studi di professori al massimo livello. Ma non è vero che ci sia uno studio recente sulla convenienza dell'Italia. Ma scusi, non si possono non si può rapinare, non si può rapinare. Non me lo faccio passare. Non si può rapinare la gente del 70% del suo guadagno e dirle anche che ha un vantaggio a rimanerci. Non capisco perché. No, sto parlando del vantaggio. Non esiste un solo vantaggio Italia. Non esiste un vantaggio Italia. Capisco perché il signor Dell'Anci continui a dire delle falsità assolute. Scusate. Il Veneto ha, no, lei lo dice solamente lei perché non ha nessun dato confortante, dice un sacco di bugie, un sacco di bugie. Ma chi ha scritto? Quali che ha letto erano solamente lei? politici, ma che professori? Per dare una risposta seria all'imprenditore, innanzitutto, il residuo fiscale, se teniamo conto anche degli interessi passivi, 30 miliardi, sono 6.000 euro a Veneto, si rende conto di che volano stiamo parlando, non degli 80 euro. Altra cosa, mi lasci finire, non mi interrompa, ascolti che è la volta che impara qualcosa oggi. Velocemente che siamo... Poi, riduzione della burocrazia, riduzione drastica della burocrazia con un Veneto dipendente. Secondo il modello Veneto, 526.000 dipendenti in meno. Si legga i dati. Ma chi sono questi? Chi sono gli insegnanti? Ma gli quali infermieri? insegnanti? Chi sono? Ma quali insegnanti? Ma entri nelle prefetture, entri in tutti gli uffici pubblici. L'INPS ma mi faccia ridere. Tanto per dire l'INPS, perché dopo lo Stato Veneto non avrebbe dipendenti dei comuni e delle regioni. Una polizia, non carabinieri, guardia di finanza. Ha detto un'altra sciocchezza, perché i dipendenti pubblici del Veneto sono 2.300 persone. Ma se li paragoniamo, sì, della regione. Se li paragoniamo ai dipendenti da Sicilia sono 117.000. Allora, i dipendenti anche come dipendenti pubblici, il Veneto è tra le regioni più virtuose, stiamo a 46 ogni 1.000. Ma lei non sta lei sta dicendo i dati di fatto della regione Veneto. Loro stanno parlando di uno Stato precostituito. Non ho capito da dove vengono questi numeri. Allora la comparazione tra lo Stato fatta dall'Unione Camere tra lo Stato italiano e la regione del Veneto. Ma un domani cos'è? Non ci sono più gli insegnanti, non ci sono più gli vorrei capire. Mettiamo in ordine le cose. Il residuo fiscale è al netto già dei servizi che offre lo Stato, va bene? È al netto dell'evasione fiscale, al netto anche dell'evasione fiscale. Pertanto il Veneto ha un residuo fiscale dopo aver già pagato le imposte che deve allo Stato. Gli insegnanti sono già pagati, i 30 miliardi sono in più. Siccome il signore non li sa sti dati qua perché se li deve studiare, quando gli ha finito di studiare poi viene a parlare con noi. Scusate un attimo, solo stiamo sforando i tempi massimi, chiarissimo. Vogliamo proporre noi uno Stato completamente nuovo. Volevo solo dare un suggerimento, se mi permette. Io, ripeto, considero che bisogna ci sia la libertà assoluta, come ho detto prima, dei cittadini, bisogna che ci esprimiamo assolutamente. Però quando c'è una proposta una situazione che viene cambiata o viene radicalmente cambiata, bisogna che ci sia una proposta altrettanto articolata, altrimenti io, che non sono contrario a questo discorso, aspetto ancora
quali sono i miei vantaggi? Ecco, allora il suggerimento che do, piuttosto che dire qua facciamo, bisogna essere seri nelle cose, così come si chiede serietà allo Stato, la chiediamo tutti perché è troppa burocrazia, bisogna anche altrettanto, superato l'aspetto legale della legittimità, fare una proposta in modo che sia comprensibile per me, che non sono contrario a priori, per intenderci. Noi siamo estremamente seri. No, va benissimo, questa è una proposta. Però non è riuscito a trasmetterlo, verrà fatta un'assemblea costituente, non possiamo arrogarci il diritto di disegnare già lo Stato. Sicuramente non sarà mai una piccola Italia. No, Fabio, comunque il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, un po' per dar conclusione a tutto. Qua l'ultima domanda la faccio all'avvocato, perché chiedeva prima anche sposato, ma ci sarà anche un ordinamento giuridico diverso? Certo. Allora, stiamo parlando rapidamente perché siamo molto velocemente. Castelbrando mi è stato chiesto questo ruolo, per cui sintetizzo qui anche assieme al collega Fogliata. È ovvio che l'obiettivo è, come è stato detto prima, non replicare in piccolo l'esistente, altrimenti l'idea anche giuridica, io parlo solo di diritto, è inutile, è una fatica inutile. Abbiamo esperienze storiche del passato e presenti comparativamente parlando che ci permettono di dare una struttura diversa. Qualcuno diceva la persona al centro di tutto. La persona al centro di tutto potrebbe essere un inizio. Giustamente lei dice no, voglio qualcosa di più definito. A Castelbrando verranno fuori gli atti, si sono sviluppate l'ambito civilistico, l'ambito penalistico e prima di tutto l'ambito istituzionale, dando soprattutto un criterio. Il pubblico è uno degli elementi che partecipano in una comunità, assieme e non sopra al privato. Questo mi pare fosse stato una linea direttiva condivisa. Poi nel particolare speriamo che escano gli atti di Castelbrando, che è solo un inizio di quello che potrebbe essere giustamente una risposta doverosa a chi come lei chi fa una domanda seria. Comunque in conclusione un po' sta adesso l'onere di chi vuole portare anche avanti certe idee, giustamente certe idee, certi pensieri, certi cambiamenti, di renderle più semplici possibili, più comprensibili a tutti, in modo, perché altrimenti giustamente le obiezioni sono obiezioni che vengono da chi non può studiare le carte e gli atti, ma fa delle obiezioni da chi opera sul territorio. Dottoressa Conido, una battuta proprio importantissima, perché io ci ho messo la faccia da tanti anni ed è da 2 anni che sto portando avanti intensamente questa iniziativa. Pensi che in 2 anni ho fatto più di 200 e passa incontri. No, sappiamo infatti. Non dirmelo più Marotta, io sai che io e te abbiamo un buon rapporto, non dirmi più che non ci credi, io ci credo fermamente. No, io dico che tu ci credi, altri non ci credono. No, qui c'è la serietà, una delle cose, anzi il fulcro di tutta la nostra azione è una parola, la credibilità. Non abbiamo nessuna intenzione di bruciare il valore supremo della credibilità. Stiamo portando avanti questo progetto senza sogni, con estremo realismo, con concretezza, con il sostegno di persone di altissimo profilo, sia del Veneto sia di fuori del Veneto, come è stato dimostrato nel convegno di sabato, e continueremo su questa strada. Non vogliamo dispensare illusioni perché non ci piace che la gente raccolga poi le delusioni. Quindi io sono convinto che tu ci creda. Io ci credo e sono convinto che lo hanno realizzeremo. cavalcato la tigre. Vabbè, staremo è sempre così. Staremo a vedere. Dopo io spiego. Staremo a vedere. Noi abbiamo chiuso la nostra serata informativa, speriamo un po' di fare vari step di maggior conoscenza. Chiudiamo con chi si occupa appunto di internazionalizzazione, che tra l'altro questa sera avevamo anche il piacere di avere con noi in studio, e quindi lasciamo lo spazio a Eurointerim. Grazie, buona serata, ci vediamo domani alle 13. Eurointerim International. Vuoi vendere i tuoi prodotti all'estero ma non hai distributori validi? Vuoi costituire una società all'estero ma non sai come funziona la burocrazia in quel paese? Vuoi realizzare i tuoi progetti all'estero ma non hai un partner in loco? Eurointerim International, in collaborazione con partner locali, può aiutarti a fare tutto questo e non solo. Crediamo che il futuro sia nell'internazionalizzazione d'impresa. Siamo attualmente attivi nei seguenti paesi: Cina, India, Russia, Brasile, Cile, Vietnam, Turchia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia. Possiamo offrire i seguenti servizi: internazionalizzazione e delocalizzazione d'impresa, analisi di mercato e studio di fattibilità, ricerca di partner commerciali, distributori e importatori, consulenza fiscale, legale e contabile, costituzione di società, uffici di rappresentanza e showroom, registrazione di marchi, brevetti e diritti secondo la normativa del paese di riferimento, ricerca bandi di finanziamento o fondi a supporto di percorsi di internazionalizzazione, HR Service,
ricerca e selezione del personale in loco, reclutamento di personale temporaneo in loco, outsourcing di gestione risorse umane, gestione busta paga, gestione personale. Euro Interim International. Buongiorno da Romania, sono Adela Cristia, il partner di Euro Interim International in Romania. Siamo una struttura di professionisti in grado ad offrire servizi nel campo delle ricerche di distribuitori, ricerche di mercato e tutti i servizi necessari per lo start-up dei business in Romania, tipo consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza nel campo delle risorse umane. Siamo una struttura pronta a servire i clienti italiani che vengono in Romania per investire. Mi chiamo Liu Yanping, sono il responsabile di Euro Interim International, la nuova business unit del gruppo Euro Interim per l'internazionalizzazione di imprese. Lo scopo del nostro servizio è di aiutare le imprese italiane che vogliono sviluppare il loro business all'estero. Per esempio, se l'imprenditore vuole vendere i suoi prodotti in questi paesi, per esempio in Cina, noi in Cina tramite i nostri collaboratori locali possiamo fare una ricerca e selezione di distributori locali. Questi distributori locali sono del settore, possono aiutare gli imprenditori italiani a promuovere e vendere i loro prodotti in Cina oppure nel mercato di riferimento. Che cosa richiede la Cina e quindi quali possibilità di maggior rilievo ci possono essere per i nostri imprenditori? Su quali mercati puntare? Quali settori? In Cina veramente i cinesi amano tantissimo i prodotti italiani. Il Made in Italy è molto rinomato, per esempio su abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore di gioielli.